Tutto pronto dal Savio per questa interessante prova per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. C'è il ritiro di Zemellino e lo schieramento così si riduce a 9 unità. Questo il campo di partenza: 1 Zante di No, 3 Zebù WF, 4 Zarina d'Amore, 5 Zar degli Ulivi, 6 Zephyrus GM, seconda linea, 7 Zabaione Spava, 8 Zimmerman, 9 Zero Manierec, 10 Zingaro Gad. Il favorito in chiusura Zephyrus GM numero 6, che diventa numero 5 in virtù del ritiro di Zemellino. Alternativa principale Zebù WF, 2 cavalli in grande condizione. Zephyrus reduce da un sesto posto al Città di Taranto e Zebù WF in ottima condizione. Proprio Zebù che conquista la testa in poche battute, respingendo Zarina d'Amore e Zar degli Ulivi. Zarina si accoda subito in seconda posizione, Zar degli Ulivi rimane invece al largo e Zephyrus GM ne segue le mosse. Terza posizione in corda per Zante di No, che precede il resto dei concorrenti. Intanto 14,3 per i 200 con Zebù WF in vantaggio. Non tarda a progredire Roberto Vecchione con Zephyrus GM. Il quarto iniziale intanto con Roberto Andreghetti che la mette sul ritmo, 28,7 per i 400 iniziali. Match era e match probabilmente sarà. Vediamo il leader che completa i primi 600 di gara nell'ordine del 43,9. Si avvicina comunque Zephyrus GM raggiungendo Zarina d'Amore in seconda posizione, trascinandosi Zar degli Ulivi. In terza c'è Zante di No, poi Zabaione Spav all'esterno che segue Zar degli Ulivi, mentre alla corda sono Zimmerman e Zero Manierec. Zingaro Gad chiude il gruppo. 58,1 il passaggio agli 800, non riesce Zephyrus ad avvicinare Zebù che completa 1 chilometro in 1,12,7. Retrocede Zephyrus GM, seguono invece Zarina d'Amore e Zante di No. Continua a fare andatura Zebù WF mentre cala e poi non è più richiesto probabilmente da Roberto Vecchione Zephyrus GM. E in vantaggio quindi Zebù WF a 300 dalla conclusione. In seconda posizione si mantiene Zarina d'Amore, poi Zante di No, ancora Zimmerman, retta d'arrivo con Zebù WF che è in netta evidenza, ma allo scatto a centropista di Zarina d'Amore all'interno di Zante di No. Finale con Zebù un po' in difficoltà, battute conclusive. Zebù sul palo, controlla ancora probabilmente nei confronti di Zarina d'Amore e Zante di No che finiscono in linea. 1,13,1 per Zebù WF che ha rischiato qualcosa nel finale ma dovrebbe essersi salvato dall'affondo di Zarina d'Amore a centropista e di Zante di No all'interno. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Vedete Zebù WF l'ha messa sul ritmo sicuramente, è calato a traguardo lontano Zephyrus GM deludendo sicuramente, e sul palo però Zebù deve rintuzzare i tentativi all'esterno di Zarina d'Amore, all'interno di Zante di No che dovrebbero essere nell'ordine alle sue spalle Zebù. E quindi vittoria per Roberto Andreghetti che raddoppia così il successo con Verdon WF. Sempre per il training di Eric Bondo la quota al totalizzatore di 2